Sfida d'alta classifica, quella del Ligorna, tra il Marassi e la Corte Capolista, che deve uscire indenne dal fortino dei gialloblu per mantenere la prima posizione in graduatoria. Formazione tipo per entrambe le squadre, il primo squillo arriva già al 7° minuto, ad opera di Di Matteo, che testa i riflessi di Penchi. Sulla respinta ci pensa Tomescu a sbrogliare la situazione. Più corta in avvio di partita, qualche minuto ed è di poco sopra la traversa alla conclusione dal limite di Neirotti. Al 21° gli ospiti fanno le prove generali del gol, con la splendida conclusione di Pozzo, disinnescata in gran stile da Penchi. Gol che arriva neanche un minuto dopo, grazie al puntuale colpo di testa di Mortola, a coronamento di un'azione da manuale che passa tra i piedi di Neirotti e Pozzo, prima di essere finalizzata dal numero 5. Il Marassi si vede solo al 44°, ma è clamorosa l'occasione per gli uomini di Mister Boschi. Ricamo di Miggiano per Della Putta, il numero 7 a campo, ma alle soglie dell'area di rigore ignora Piras, libero al centro e calcia malamente fuori. La risposta della Corte non si fa attendere e prima del fischio dell'arbitro cerca il raddoppio con una bordata di Neirotti che sibila a fil di palo. Nella ripresa, montata da Jean De Matteis, sembra un altro Marassi. Quasi al 65°, punizione in favore dei padroni di casa. Si incarica del tiro Piras, ma la palla termina alta sopra la traversa. Poco dopo sono sempre giallo-blu a pressare in area avversaria. Bellissimo il tiro di Giommaresi, tiro al volo di Nortar Nicola, che incontra nella sua traiettoria Piropi. Nulla di fatto. All'80° contropiede perfetto del Marassi. Varia innesca il nuovo entrato Nortar Nicola, che lascia sul posto Alfonsi, ma trova sulla sua strada un Fossa davvero insuperabile. Parata che vale un gol, quella del numero 1. La Corte non riesce a chiudere la partita neanche all'85°, quando sembra cosa fatta, ma il tocco di Neirotti, tutto solo in aria, finisce clamorosamente fuori. Nel primo dei 4 minuti di recupero, Bolesan prova a sorprendere Penchi con un delizioso pallonetto. La sfera finisce fuori, ma il gol arriva comunque un minuto dopo, grazie a Neirotti, che raccoglie una respinta di Penchi sul tiro di Pirotti. Gol che mette definitivi sigilli sulla partita. La Corte conferma di essere la vera capolista di questo campionato, contro un buon Marassi che si è visto soprattutto nel secondo tempo.